È in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Una buonasera, ben ritrovati per seguire gli andamenti del mercato e le chiusure delle borse europee con una generale flessione, seppur minima, dei vari indici europei a esclusione di quello del Regno Unito. Partiamo col FTSE MIB con una flessione dello 0,2%. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Una buonasera, ben ritrovati per seguire gli andamenti del mercato e le chiusure delle borse europee con una generale flessione, seppur minima, dei vari indici europei a esclusione di quello del Regno Unito. Partiamo col FTSE MIB con una flessione dello 0,2%, poi passiamo all'indice francese, il CAC 40, che registra una diminuzione dello 0,24%. Stessa cosa per l'indice spagnolo IBEX 35 con un meno 0,14%. Segno negativo anche per l'indice tedesco con una diminuzione dello 0,56%. Dicevamo in leggerissima controtendenza l'indice del Regno Unito con un aumento dello 0,69%. In chiusura il dato del Eurostoxx con una flessione dello 0,70%. Ancora grazie per l'attenzione e noi ci risentiamo al prossimo aggiornamento dei mercati azionari. Avete ascoltato La chiusura